In collegamento su internet e senza pubblico effetto del coronavirus, l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, arrivata all'età incredibile di 798 anni, è stravolta rispetto alla tradizione. Il magnifico rettore Rosario Rizzuto davanti a quella che fu la cattedra di uno dei professori più illustri, Galileo Galilei, al suo fianco solo una specializzanda di pronto soccorso e una studentessa di infermieristica, in segno di gratitudine per l'immenso lavoro che gli operatori sanitari stanno facendo durante l'emergenza. In collegamento invece gli interventi delle autorità, in particolare quelli del ministro Gaetano Manfredi e del presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Lo studio svolto sulla comunità di Vouganeo dall'Università in collaborazione con la Regione Veneto e la Croce Rossa si è rivelata determinante per fornire alla scienza e anche alle autorità strumenti preziosi per il controllo dell'emergenza Covid-19. Una ricerca, quella effettuata a Vo, che avrà ripercussioni positive e applicazioni in tutto il mondo, un contributo che mette ancora una volta i ricercatori padovani in evidenza a livello internazionale, una vocazione internazionale sottolineata dal rettore Rizzuto. Attorno alla cattedra di Galileo, l'effigie dei 40 studiosi stranieri sono l'emblema della vocazione internazionale del nostro Ateneo. Il rettore è preoccupato per le restrizioni alla circolazione imposte da numerosi paesi, un ostacolo allo scambio dei giovani e delle loro idee. In particolare la laurea abilitante in medicina, con i laureati già operativi come disposto dal governo in queste ore, è una misura molto forte, ma i ragazzi che escono dalle nostre lauree hanno una preparazione solida, afferma Rizzuto. Specializzandi e studenti sono i nostri ragazzi del 99, meritano un riconoscimento. E poi la ricerca e la scienza vanno riconosciute come uniche fonti affidabili. E alla medicina, le cui nozioni consolidate nel recente passato sono state messe in dubbio da suggestioni pseudoscientifiche, affidiamo la speranza di uscire presto dall'emergenza sanitaria dell'infezione da coronavirus.